Far parte di una rete oncologica internazionale è un vantaggio enorme per la ricerca, ma anche per i pazienti che accedono a trial specifici di cura. L'Istituto Oncologico del Veneto è uno dei primi 3 centri al mondo per pazienti trattati con farmaci immunoterapici e centro di riferimento per il trattamento delle patologie gastrointestinali e nello specifico del tumore al colon retto metastatico, uno dei big killers a livello mondiale. Negli ultimi anni la ricerca ha migliorato qualità di vita e sopravvivenza dei pazienti affetti da questa patologia. L'Istituto Oncologico Veneto ha messo a punto una squadra vincente proprio grazie al coordinamento di un approccio al paziente che riguarda non solo ottimizzare le terapie antitumorali, ma partendo dalla ricerca di base alla ricerca traslazionale offre adesso attraverso studi clinici innovativi la possibilità di trattamenti innovativi veramente importanti che sono il futuro per questi pazienti. Questi trattamenti innovativi si basano su cosa? Farmaci biologici, una chirurgia diversa, un approccio di che genere? Diciamo che l'integrazione con la chirurgia è sicuramente importante perché in alcuni di questi pazienti è possibile ottenere remissioni molto lunghe grazie proprio all'intervento anche della chirurgia, non solo a livello del fegato ma anche a livello polmonare. Ci sono poi dei farmaci innovativi, soprattutto farmaci biologici, ed è proprio Padova uno dei centri principali a livello mondiale che ha messo a punto uno studio insieme a Candiolo e al Niguarda di Milano con l'utilizzo di farmaci specifici anti-HER2, quindi farmaci biologici, ma anche la partecipazione sempre di Padova ad uno studio innovativo con l'immunoterapia che vede il centro di Padova come l'unico centro italiano che ha arruolato i pazienti in questo tipo di trattamento, che è senz'altro uno dei prossimi trattamenti futuri che ci danno maggiori risultati e maggiori possibilità di cura per questi pazienti. La rete permette la partecipazione a studi clinici avanzati, oltre ad una funzione di coordinamento. Direi che l'obiettivo però non è soltanto quello di centralizzare, ma anche quello di decentralizzare ciò che non è necessario avere assolutamente a Padova e quindi aiutare in occasioni come questa anche colleghi che lavorano in centri limitrofi o circostanti a raggiungere gli stessi livelli di eccellenza grazie allo scambio di informazioni, alle volte di pazienti e di conoscenze e tecnologie. Quindi direi che l'Istituto Oncologico Veneto è certamente centrale, ma il buon livello di eccellenza è esteso un po' a tutta la regione Veneto. Il contributo che può dare un centro di riferimento che alla ricerca partecipa è quello di facilitare l'accesso ai farmaci proponendoli all'interno di programmi specifici che vengono implementati in quello spazio che purtroppo in Italia è piuttosto lungo, da quando lo studio finisce, il farmaco viene approvato e quando diventa invece accessibile ai pazienti. Questo non sarebbe possibile senza il coinvolgimento anche delle aziende farmaceutiche che talvolta si rendono disponibili a favorire questo accesso precoce e il ruolo della rete in questo è di consentire che il maggior numero di pazienti possa essere valutato per l'accesso precoce ai farmaci e che quindi possa beneficiarsi prima di quando loro diventano disponibili su larga scala proprio dei risultati che vengono dalla ricerca clinica.